Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Apriamo con la politica e in particolare con le prossime amministrative di Catania. Sono al tavolo il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Sinistra Italiana per discutere dei nomi per il nuovo candidato a sindaco di Catania dopo la rinuncia di Emiliano Abramo. I progressisti sono alla ricerca di un candidato condiviso il cui nome deve essere presentato entro il fine settimana. Dalle prime indiscrezioni pare che il Movimento 5 Stelle abbia proposto il nome di Graziano Bonaccorsi, attuale capogruppo del movimento in Consiglio Comunale. Gli altri nomi in gioco sarebbero quelli di Maurizio Caserta e Nicolò Notarbartolo. La richiesta di Caronte Tourist Isole Minori di sospendere il provvedimento della regione siciliana che l'aveva esclusa dai bandi di collegamento via Nave e Rorò è stata respinta dal TAR per la Sicilia alla sezione di Catania. La società aveva presentato l'unica proposta pervenuta, ma questa non rispettava i requisiti del bando di gara in quanto i posti a sedere delle navi erano inferiori a quelli stabiliti dai capitolati. L'udienza di merito sul ricorso per l'annullamento dell'esclusione è stata fissata per il prossimo 25 di maggio. Con il nuovo bando ISI 2022 l'INAIL mette a disposizione delle aziende che investono in prevenzione oltre 333 milioni di euro a fondo perduto, di cui oltre 21 milioni solo per la Sicilia, per sostenere la realizzazione di progetti e per migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli interventi che verranno realizzati forniranno anche un contributo all'economia regionale, spiega il direttore regionale INAIL Sicilia Giovanni Asaro, che aggiunge: attraverso questi finanziamenti sarà possibile raggiungere un duplice obiettivo: più alti standard di sicurezza per i lavoratori ed una maggiore competitività tra imprese che operano nel rispetto delle norme. E chiudiamo con il meteo. Per domani si prevedono nuvole alternate a rovesci in Sicilia, ad eccezione del siracusano in cui si prevede una giornata soleggiata. La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo gialla che vede coinvolta la zona settentrionale e quella nord-orientale della regione. Nel dettaglio, sul litorale tirrenico è previsto un cielo molto nuvoloso al mattino con leggere piogge, seguite da schiarite dal pomeriggio con un cielo poco nuvoloso. Sul litorale ionico e meridionale invece ci si aspetta un cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso per tutta la giornata. Nelle zone interne ci sarà una giornata prevalentemente poco nuvolosa con alcune nuvole sparse al mattino. Le temperature registreranno un lieve calo nei valori massimi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata.